Oggi vediamo una delle più potenti legnate che Carlsen abbia mai preso in vita sua. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati qui con un altro nuovo video. Siamo nel 2002, Carlsen ha 2163 punti e gioca contro un grande maestro. La preparazione che è riuscito a ottenere Carlsen prima di questo torneo non è profondissima, quindi andiamo a vedere come decide di giocare. Cavallo F3 per Carlsen, una mossa molto tranquilla. Cavallo F6, il gioco è tutto da decidere. C4 o D4 sarà la mossa scelta, D4 per Carlsen e a questo punto E6. Prima di continuare ti ricordo che sull'Accademia di Matto Scacco c'è il corso gratuito che puoi entrarci tranquillamente, si chiama Scacchi Vincenti e ci sono alcuni 4 pilastri fondamentali che dovresti conoscere. Trovi il link qui sotto in descrizione per accedere. Detto ciò, continuiamo. Allora, C4 e si va nella variante del gambetto di donna. Questo è proprio il classico gambettone di donna dove il bianco lascia la possibilità al nero di catturare questo bellissimo pedone. E quello che succede, che non succede quasi mai, è che il nero accetta questa variante. Uno dei modi credo che abbia il nero per mettere in tilt il bianco è proprio quello di accettare questo gambetto. Ora, se avrai visto tantissime partite di scacchi e giochi da scacchi da parecchi anni, nella maggior parte dei casi il nero rifiuta di catturare questo pedone gratuitamente, gioca magari C6, gioca magari cavallo E7, gioca magari un cavallo BD7, ci sono tante possibilità. Raramente il nero decide di catturare questo pedone, perché il nero generalmente non lo cattura nonostante questo è un pedone gratis, perché la pratica scacchistica ha mostrato che questo pedone si può riprendere facilmente. Con donna 4 scacco mi riprendo subito il pedone, spingo il pedone 4, me lo riprendo con l'alfiere, insomma non è un grande problema per il bianco. Tuttavia, e infatti la partita prosegue con E4, forse io col mio stile di gioco avrei preferito E3, molto più solida, magari dopo un C5, cattura, è vero che c'ho il pedone isolato, ma ha un buon vantaggio di sviluppo, 3 pezzi leggeri sviluppati, penso di stare molto bene. Carlsen invece, probabilmente ne sa più di me, gioca E4 e qui arriva alfiere B4. Questa è una variante maledetta, è una variante che utilizza anche Aronian, uno dei migliori giocatori di scacchi al mondo, e sto pensando di studiarla anch'io questa variante da nero perché dà dei problemi al bianco. Innanzitutto ora c'è il cavallo inchiodato e la possibilità concreta per il nero di guadagnare subito un pedone, quindi bisogna fare qualcosa. O si difende, non so, mi viene in mente donna C2, oppure Carlsen decide di contrattaccare con alfiere G5. Alfiere G5 non mi fa impazzire e ti dico il perché. In partita il nero gioca C5, ma se il nero avesse giocato H6, il bianco sarebbe stato costretto a dare l'alfiere sul cavallo, poiché in caso di una ritirata è vero che continua l'inchiodatura, ma il nero può forzare G5 e alla prossima il nero va in vantaggio di un pedone centrale. Quindi su H6 alfiere qui, scusami, su questa la partita sarebbe continuata in questo modo e va bene, il bianco ha rinunciato alla coppia di alfieri. Detto ciò, invece in partita viene giocata la mossa C5, il nero cerca di, a sua volta, anche lui fa una sorta di gambetto di donna e la partita continua con alfiere per C4, C per D, cavallo qui e adesso arriva donna in A5. Inizia a esserci moltissima pressione, come vedi, il cavallo è sempre inchiodato, possibilità sempre di poter catturare questo pedone in E4 e ovviamente c'è anche l'attacco su questo alfiere, una sorta di difesa, la variante Cambridge Spring, una sorta, e il nero non solo qui si difende, il nero sta contrattaccando. In partita Carlsen giocò la coraggiosissima alfiere B5 con l'idea di tappare la possibilità di attaccare l'alfiere con scacco, quindi mettendo ulteriore carne al fuoco. Io da buon fifone avrei sicuramente giocato alfiere D2, che è una delle mosse secondarie consigliate dal motore. Carlsen però qui era tra l'altro molto giovane, quindi andiamo all'arrembaggio con alfiere B5. Nulla di male in questa mossa, per carità,
alfiere di 7, il nero si copre e adesso c'è tanta roba. Questo cavallo è sempre inchiodato, c'è sempre possibilità del nero di alfiere per C3, ci sono queste possibilità. Cosa succede su alfiere per alfiere? Insomma, qui ci sono tantissime cose da considerare. Un giorno magari la donna riuscirà a catturare questo alfiere, chi lo sa. Carlsen ora gioca alfiere di 2, ma a questo punto della partita la mossa non è più corretta. Qui non è facile calcolare perché quando giochi alfiere per D2 devi calcolare che cosa succede dopo alfiere per B5, cavallo per B5, cavallo per E4. Che cosa giochi a questo punto? Bisogna calcolare. Carlsen aveva calcolato tutto, forse con un po' di ottimismo. Infatti arriva alfiere per, cavallo per, attenzione che 2 cavalli si guardano, io non posso andare a catturare qui altrimenti perdo l'altro cavallo, ovviamente segue prima il cambio degli alfieri. Carlsen aveva calcolato donna G4 e nei suoi calcoli, nella sua visione, era stato un po' ottimista, anche perché aveva visto che dopo donna per G7, tempo sulla torre, la posizione non può essere male. Peccato che il grande maestro ha una concezione migliore di lui del gioco. Cavallo per D2. La partita entra ora in una variante forzata. Donna per G7, si minaccia la torre che va vicino al re per evitare di essere mangiata e a questo punto qualsiasi mossa purtroppo non va bene. Non va bene né il re per D2, che non è la mossa che è stata giocata in partita, perché avrebbe permesso al nero donna per B5 giocando sempre sul fatto che il cavallo è inchiodato. In partita Carlsen gioca a rocco lungo. Se qualcuno è sorpreso su questo arco lungo dice ma come a rocco lungo? Io so che se c'è un pezzo avversario che controlla queste case dell'arrocco non si può fare l'arrocco. Attenzione, il cavallo non controlla le case dell'arrocco, le case di movimento del re, quindi l'arrocco si può fare. Ok, controlla le case della torre, ma non ci interessa, l'importante è che non ci sia scacco nelle mosse che il re si prepara per fare l'arrocco. E infatti a rocco lungo è la mossa giocata e anche la migliore dal motore in questa situazione e adesso il nero gioca a 6. Continua la tensione, possibilità di alfiere per C3, possibilità di catturare su A6 con entrate qui devastanti, qui c'è il mondo. In partita Carlsen gioca regina in E5. Ti interrompo velocemente per ricordarti che ho realizzato un mini corso completamente gratuito per migliorare a scacchi. Si chiama Scacchi Vincenti e trovi il link per accedere qui in descrizione e nel primo commento. Ora basta, ti lascio continuare con la puntata. Ciao! Altre possibilità erano migliori? Non lo so, supponiamo che Carlsen toglieva il cavallo in D4, semplicemente alfiere per C3, dopo cattura, donna per scacco, penso che ci sia la morte improvvisa. E altre possibilità, torre per D2 non era assolutamente migliore perché dopo A per B5 si minaccia sempre questa qui, non so, adesso torre 1 cercando un contrattacco, alfiere per C3 e qui si va sempre di male in peggio e addirittura dopo questa ci ritroviamo in un finale vinto per il nero poiché si ritrova con un pezzo in più. Quindi in partita Carlsen cerca di mantenere la tensione con donna in E5 e ora però dopo A per B5, cavallo D5 cercando sempre di mettere più carne al fuoco, no? Ora si minaccia sia lo scacco su C7 che la possibilità di catturare su B4 e in seguito poi torre per D2. In partita arriva cavallo D7 contrattacco sulla donna, difficilissimo prevedere tutte queste mosse. Donna in G5 con varie possibilità e ora la partita finisce dopo torre C8, scacco, qui non c'è veramente più nulla da fare. Altre possibilità da parte del nero probabilmente vincevano tutte, torre C8 è sicuramente la più immediata, ma probabilmente vinceva anche questa, dopo uno scacco, cavallo E4 per pararsi, donna che cattura il sostegno del cavallo, regina C7 scacco, il re che si sposta, F5, insomma la posizione è comunque sempre nelle mani del nero. Partita finita in sole 17 mosse. Carlsen abbandona anche perché da lì a poco era matto oppure avrebbe dovuto sacrificare tanto materiale. Come vedete la scalata verso il successo per diventare un giocatore
il migliore al mondo, il più forte al mondo, è stata fatta anche da insuccessi. Qui Carlsen era nel 2002, aveva 12 anni, quindi come vedi non è stata tutta una salita spianata, ma ci sono stati gli ostacoli ed è quando si superano gli ostacoli che si va a migliorare a scacchi. Come si migliora? Solo studiando. Quindi io ti consiglio di venirci a trovare nella nostra accademia di Matto Scacco, la nostra accademia di formazione dove trovi ore e ore di formazioni, supporto di un maestro di scacchi, incontri di gruppo tutte le settimane, tutti i giovedì sera, registrazioni di tutti gli incontri, registrazioni di tutti i commenti del tutor delle altre partite, analisi delle tue partite, c'è di tutto e penso al prezzo più stracciato che tu abbia mai visto, 29 euro al mese, non ti fai neanche una lezione di scacchi con un maestro. Bene, detto ciò, ci vediamo alla prossima e grazie di tutto, ciao!